Eccoci ragazzi, buongiorno. Oggi in compagnia di Franco per un giro che ci porterà. Oggi qui è Franco, è primavera, diciamo, no? È bello, sì. Caldo, non c'è neve, ma la neve la troveremo sicuramente in quota. Destinazione oggi Rifugio Zacchi, quindi da Fusine Val Romana prendiamo la strada che ci porterà su ai laghi di Fusine, quindi inferiore e superiore, e poi da lì troviamo una carareccia che ci porterà su un fondo, speriamo bello battuto, di neve, al Rifugio Zacchi, che Franco siamo a quota 1380. Da lì troviamo il CAI 512 che ci porterà verso la Ponza Piccola, ma chiaramente noi non raggiungeremo la cima, ma ci fermiamo alla Capanna Ponza. Da lì poi ritorniamo indietro sui nostri passi su questo sentiero che dovrebbe essere spettacolare, neve battuta, speriamo, di nuovo al Rifugio Zacchi. Da lì continuiamo sempre sul 512 fino al lago di Fusine Superiore. Da lì un'altra carareccia ci porterà al borgo di Aclete. Da lì poche pedalate e ritorniamo a Fusine Val Romana. E vai. Un batter d'occhio abbiamo raggiunto il lago di Fusine Inferiore e qui il contesto veramente è insuperabile, con il Mangat che si specchia sulle acque, bellissimo. Ragazzi, questa carareccia è veramente spettacolare, la carareccia che porta su al Zacchi, perché il proprietario del rifugio è uno dei pochi che lo tiene aperto anche d'inverno, e quindi alla prima nevicata passa il gatto delle nevi che spiana, appiattisce la neve e quindi comprime anche, sì. Comprime il manto nevoso e dà quindi la possibilità di guadagnare il rifugio anche con la bicicletta, oltre che naturalmente con gli sci da fondo, slittini, ciaspole e quant'altro. Spettacolo. Eccoci ragazzi, raggiunto il Rifugio Zacchi. Franco, è stata una pedalata piacevole, io direi, no? Sì, tutto sommato. Sì, dai, è insomma veramente godibile. È una curiosità sul Rifugio Zacchi che, diciamo, il primo rifugio è stato costruito sui ruderi di un capanno da caccia, pensa Franco, nel 1919. Poi c'è stata una violenta valanga che praticamente ha devastato l'intera zona ed è stato poi ricostruito nel 1932, però è stato, diciamo, chiamato Rifugio CAI Tarvisio, che successivamente dopo qualche anno è stato ribattezzato con il nome del colonnello degli alpini Luigi Zacchi, reduce dalla campagna italiana in Russia. Ecco una particolarità. Adesso Franco cosa ci aspetta? Un po' di spintage e portage per raggiungere la Capanna Ponza, quindi adesso ci rifuciliamo un pochino e poi si parla.
Eccoci ragazzi, raggiunto uno dei balconi più belli del Tarvisiano, che si affaccia sul lago di Fusine Superiore qua sotto, veramente spettacolare, che si sta praticamente sciogliendo, non è quasi più ghiacciato. E qui siamo davanti, abbiamo una vista, Franco, spettacolare. Beh, qui abbiamo davanti a noi il Mangart, imponente, bellissimo. Alle nostre spalle abbiamo la Ponza Grande, questa. Ecco, la nostra idea era quella di salire ulteriormente sul sentiero che portava alla Porticina, quindi raggiungere le pendici del piccolo Ponza, però c'è troppa neve, pochi ciaspolatori ci hanno aperto il cammino e quindi direi che per oggi, Franco, ci possiamo accontentare. Il paesaggio è stupendo e adesso ci armiamo come si conviene e ci fiondiamo di nuovo a Zacchi per continuare poi sul 512 e ritornare poi al lago. Eccoci ragazzi, di nuovo al rifugio Zacchi per questo primo sentierino. Com'è stato, Franco? Sì, bella, discreta, però non al top, in quanto non era un po' stretta e quelli che sono passati prima non hanno pressata, no? Ecco, pochi ciaspolatori, quindi ci siamo dovuti destreggiare in mezzo a questa traccia un po' precaria. Però adesso, Franco, ci rifacciamo col 512 che dovrebbe essere ben battuto e quindi divertimento assicurato. Partiamo, let's go!
Adesso dobbiamo prendere una forestale che ci porterà ad Aclette. Intanto ci godiamo il panorama del lago che si sta disciogliendo con le paperelle che sguazzano sull'acqua. Eccoci ragazzi, lasciato il lago superiore, adesso abbiamo preso questa bellissima strada forestale immersa nella foresta del Tarvisiano e raggiungeremo il borgo di Aclette. Eccoci ragazzi, raggiunta Fusine in Val Romana per questo giro bellissimo che ci ha portati dalla primavera all'inverno, ancora diciamo che sta per finire, però dai, ce l'abbiamo ancora fatta a raidare sulla neve, perché questa era la nostra intenzione, quella di gustarci ancora il sentiero innevato, che in alcuni casi come in questi ci sono le asperità, gli scalini, le rocce che vengono ricoperti dalla neve e quindi diciamo che è in un certo senso anche più semplice la discesa. Bene, che dire ragazzi, se vi è piaciuto questo giro e volete seguirne degli altri, iscrivetevi, mettete un like. Ciao, alla prossima avventura! E voi non sapete che il caro Franco, adesso ormai pensione, ma lui era pompiere e qui abbiamo trovato i suoi colleghi Feuerwehr Weissenfels. Guardate le divise che avevano, chissà, forse erano bianche per mimetizzarsi con la neve, ma non credo, che sono cacciatori di orsi polari. Cosa portavano qua? Beh, avevano il calessino. Calessino. Questa risale penso ai primissimi anni del Novecento. Questa è una manichetta per collegare a un idrante e poi con la pompa a mano, questa è la pompa, e manovravano e pompavano l'acqua. Questi erano i mezzi antincendio con i quali sono riusciti a mantenere integra la foresta bellissima del Tarvisiano. Certo. E con questo è proprio tutto, vi salutiamo e adesso ci aspetta una birra. Ciao ragazzi.